diciamo, un veterano della categoria, un allenatore vecchio ma giovane. Lascia lui la parola. Grazie per aver visto da lei, mi fa molto piacere. Non sono abituato alle sale stampe, come potete immaginare, perché insomma vengo un po' dalla gavetta tra le altre cose, per cui così. Ho accettato con un grandissimo entusiasmo la proposta della società e di DS Max, lo chiamo io il mio cognome, non per le scatole chiamarlo il cognome, perché ovviamente venire a Rovigo, la prima cosa che ho fatto arrivando al campo è non sono venuto negli uffici ma sono venuto in campo, cioè quindi sono un uomo proprio di campo, quindi sono uno che lavora in campo, parla in campo e parla molto in spogliatoio con i ragazzi. Questo è il mio lavoro. Non faccio proclami, non mi piace fare proclami, perché sono un uomo, passatemi il termine, pragmatico, cioè mi piace dimostrare con i fatti. Io sono un grande lavoratore del campo, sono un grande operativo. Max mi ha presentato come allenatore preparato, sì, è vero, anche, insomma, sono un po' anche, diciamo, abbastanza anche innovatore sotto certi aspetti, ma questo non è tutto.